Veneto 1 con voi. Focus Attualità. Ben ritrovati a Veneto 1 con voi sui 97.500 di Radio Veneto 1 e sui nostri canali social. Oggi siamo in compagnia di Alessia Crespan, referente per il Servizio Civile Universale Volontari Insieme. Bentornata. Grazie, buonasera. E poi c'è Enrico Genovese, responsabile dell'Associazione Comuni. Buonasera a tutti. Enrico Genovese cura la stesura, la presentazione e la gestione dei progetti del servizio civile. È uscito il 4 settembre il bando per il servizio civile universale rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni. E devono essere cittadini italiani o europei o residenti o soggiornanti in Italia, corretto? Sì, possono quindi partecipare sia i cittadini italiani che i cittadini extracomunitari, fondamentalmente anche i richiedenti asilo. È un bando aperto. Dura 12 mesi da impiegare a servizio della comunità, osservando, imparando a lavorare con gli altri e soprattutto è un servizio anche per se stessi. Perché fare il servizio civile? Ma i ragazzi che scelgono questa opportunità la scelgono per motivazioni più disparate. C'è chi desidera prendersi un anno di pensiero per progettare il proprio futuro, c'è chi decide di mettersi un po' alla prova in quello che sarà il proprio futuribile lavoro. E c'è chi invece, ed è il nostro, il nostro volontario ideale, c'è chi pur consapevole di portare a casa un'ottima esperienza anche di crescita personale, ha una dimensione di servizio comunitario forte. Quindi quest'idea di dire sì, ok, impiego un anno per me, ma non solo per me, che abbia un senso che mi supera, che va verso la comunità in cui vivo. In realtà, Alessia, non è volontariato stretto, ma è previsto anche un fisso mensile. Sì, il servizio civile è una delle forme che noi definiamo di servizio incentivato, quindi per il suo spirito, per lo spirito per cui nasce e le attività in cui si esplica, è un'attività molto simile a quella di volontariato, però essendo che comporta un impegno settimanale di 25 ore per i giovani, viene prevista appunto un'indennità di servizio che non vuole essere uno stipendio, perché non si può certo chiamare così, ma è proprio una forma di restituzione. Un giovane dedica un anno della sua vita in un momento importante di crescita della sua vita alla comunità e la comunità lo ringrazia mettendo a disposizione questa indennità. Quanti sono i posti disponibili nel Trevigiano? Allora, complessivamente nel Trevigiano quest'anno ci sono ben oltre 260 posti che fanno messi a disposizione da 14 realtà del territorio, che sono gli enti progettanti. Diciamo che la famiglia più grande, più corposa, è quella dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, della quale anche Volontari Insieme fa parte, e che mette a disposizione complessivamente tra comuni, associazioni e altre realtà del terzo settore 196 posti. Ecco, potete illustrare quali sono i progetti, quali sono gli enti? Ma sì, i progetti sono 9, ce ne sono 4 principalmente legati all'attività culturale, quindi a supporto di biblioteche e uffici cultura, manifestazioni, eventi. Adesso ne stiamo seguendo uno con Libri in Cantina a Susegana, ad esempio, dove proprio anche i volontari verranno impiegati, quelli che sono in servizio attualmente. Poi ne abbiamo altri 4 che invece sono dedicati all'area sociale, specificatamente ai disabili, ai minori, agli anziani, e poi ce n'è uno invece un po' più articolato che si occupa un po' di tutte quelle fasce di popolazione in difficoltà che hanno bisogno di sostegno attraverso le attività dei comuni o delle associazioni di volontariato, come citava prima Alessia. Oltre a loro ci sono anche fondazioni, case di riposo, scuole, asili nido, eccetera, quindi è una realtà molto molto variegata. Per fare un esempio, anche nell'area cultura non ci sono solo le singole biblioteche dei piccoli comuni, ma c'è ad esempio il Museo Bailo, c'è il Museo Santa Caterina qui a Treviso, c'è la Fondazione per l'Illustrazione per l'Infanzia di Sarmede, che è una realtà penso mondiale, credo, e c'è il Museo della Vittoria a Vittorio Veneto, e quindi è assolutamente articolata come possibilità.
Dall'anno scorso e anche quest'anno abbiamo rilanciato anche il progettino, quello piccolino, sull'ambiente, anche se ci sono soltanto 6 posti disponibili, dei 196 solo 6 sono in ambito ambiente, però noi ci crediamo e abbiamo visto anche dal trend delle domande che sta salendo in quel settore lì. Probabilmente l'anno prossimo andremo a puntarci un po' di più, e anche i comuni se ne stanno accorgendo, anche perché molti ci stanno chiedendo di presentare progetti anche in ambito protezione civile. Sono cose che proporremo penso l'anno prossimo. Per il momento ci siamo focalizzati sul sociale, cultura e appunto questo ambiente che sta rigerminando, diciamo. Quindi tutta questa varietà che così adesso raccontiamo brevemente vuole essere proprio un modo per intercettare gli interessi e le predisposizioni di tutti, perché questo servizio magari nella sua la prima lampadina che si accende nella testa magari dei ragazzi o delle persone che sentono parlare di servizio civile è un servizio nel sociale. No, il sociale è un elemento di un corollario molto più ampio, quindi Certo. se uno per qualsiasi sensibilità personale o interesse culturale o professionale anche futuro, veramente c'è la possibilità di fare una bella esperienza. Ecco, Sono poi appunto. altamente specifici perché passiamo appunto da possibilità di fare archivistica all'interno delle strutture che citavo prima a ingegneri ambientali che possono sperimentarsi sul campo con le problematiche dell'inquinamento, eccetera. Assistenti sociali, ma anche ragazzi che sono appena usciti dalle superiori che vogliono orientarsi, prendersi questo gap year come Sì. dicono quelli più simpatici e culturati del sottoscritto per cercare di capire poi che percorso universitario intraprendere. Quindi non solo volontariato, ma anche un'opportunità di crescita e magari un trampolino di lancio per un Sì. futuro lavoro o per l'università. Sì, infatti diciamo così che la cosa fondamentale è che i ragazzi per non sprecare questa opportunità scelgano bene il loro progetto, non si facciano prendere dalla pigrizia del posto più vicino a casa, ma abbiano la voglia di dire ok, è un anno, lo investo al meglio, perché davvero le progettualità sono molto molto variegate. Che tipo di risposta avete avuto gli scorsi anni? Ma direi più che positiva, soprattutto per i tempi che il bando consente, nel senso che il bando, ai noi, sta sempre fuori un mese, e un mese è molto poco come tempo per riuscire a fare una buona comunicazione dell'opportunità sul territorio. A fine estate Coincide poi anche peggio, magari coincide diventa con gli impegni universitari, con l'avvio della scuola per chi ancora ha certe questioni in piedi, e di conseguenza non è proprio l'ideale, però abbiamo sempre avuto un'ottima risposta, abbiamo coperto praticamente l'80-90% dei posti, e quest'anno ad oggi, l'ho controllato prima di sedermi qui, siamo già a circa 100 domande. Uno dirà su 196 in realtà va benissimo perché è l'ultima settimana che vede di solito arrivare il grosso delle domande. Abbiamo sempre registrato 200-300 domande nelle ultime settimane. E quindi vi stiamo aspettando, ecco. Vi stiamo aspettando. Spieghiamo le modalità di candidatura. Sì, allora diciamo che questa è la vera novità di quest'anno. È richiesta ai ragazzi una fatica in più e una consapevolezza in più, perché la candidatura può avvenire solo ed esclusivamente attraverso l'apposita piattaforma telematica e per accedere alla quale i giovani devono essere muniti di SPID, quindi di identità digitale. Quindi c'è una procedura da fare prima online, dopodiché recarsi all'ufficio postale per la convalida della propria identità digitale, e poi solo una volta fatto questo e scaricata l'app sul proprio smartphone è possibile ricevere i codici per l'accesso alla piattaforma. Quindi questo significa che mentre fino all'anno scorso i ragazzi potevano prendersi fino all'ultimo giorno e all'ultimo momento, quest'anno c'è la necessità di almeno fissarsi una scadenza oggettivamente di 2-3 giorni prima rispetto alla scadenza ufficiale, che è il 10 ottobre alle ore 14, mentre l'anno scorso era possibile fino alle 23:59. Quindi a metà giornata del 10 ottobre o si è caricato, il sistema si blocca. E il servizio comincerà a primavera? Sì, la stima nostra è sì a marzo. Sì.
tra fine febbraio e marzo, adesso poi. C'è un sito o un indirizzo mail a cui rivolgersi per, non so, avere più informazioni o per Certo. ricevere... Sì, allora, per quanto ci riguarda come volontari insieme CSV Treviso, la mail è appunto promozione@trevisovolontariato.org. Noi come centro di servizio per il volontariato siamo sia ente progettante per noi e le nostre 22 associazioni, ma non solo, siamo anche punto di orientamento e informazione anche rispetto ai progetti degli altri 13 enti proponenti. Comunque tutte le informazioni ci sono anche su Servizio Civile, basta digitarlo su Google e esce il sito istituzionale. Eventualmente c'è anche la nostra mail che è serviziocivile@comunitrevisani.it, dove è possibile richiedere informazioni o recarsi presso la nostra sede e diamo anche assistenza alla compilazione della domanda, sempre che qualcuno abbia già la SPID in regola, eccetera. Diciamo che se uno ha voglia intanto di prendere qualche informazione molto più veloce vis-à-vis, diciamo che abbiamo cercato di creare anche un po' delle sinergie carine e appetibili che vadano incontro ai ragazzi, e quindi questo fine settimana saremo alla mostra mercato di TCBF, che quest'anno ci hanno Con un infopoint. Con un infopoint dedicato tutto il sabato e tutta la domenica. E anche quella è stata una bella avventura, un bel incrocio, nel senso che anche in giro per la città si possono vedere le vetrine che gli artisti del TCBF hanno realizzato sul tema del servizio civile. Caratterizzandole proprio Sì. con i loghi, eccetera, e più abbiamo creato sempre in sinergia con loro questa campagna promozionale quest'anno vedete qui alle nostre spalle. che è alle nostre spalle, che passa in sovraimpressione che appunto richiama un po' lo slogan You can be hero, cioè puoi diventare un eroe anche tu, un eroe del quotidiano. All'inizio dicevamo eroi senza superpoteri, però in realtà forse chi poi dedica del tempo a se stesso e agli altri per un anno forse un superpotere ce l'ha, che è ben superiore a quelli che siamo abituati a vedere in TV. E quindi è stata creata questa campagna che richiama un po' l'idea dei supereroi, eccetera. Ci piaceva vederla un po' così quest'anno. Ci piaceva, sì. E poi saremo anche il 3 ottobre a partire dalle 17 alla casetta del Pattinodromo, quindi alla nuova sede del progetto Giovani di Treviso, con la possibilità lì di conoscere anche tutta una serie di associazioni e di realtà ospitanti, per provare futuro. a tastare insomma con mano, a togliersi qualche curiosità in più. Bene. Allora ringrazio i nostri ospiti, Enrico Genovese e Alessia Crespan. Grazie Grazie a voi. Grazie mille. E grazie anche a voi per averci seguito sui 97.500 di Radio Veneto 1. A presto. Veneto 1 con voi. Focus Attualità.